È stato di recente approvato da parte di Israele un piano per raddoppiare la propria popolazione sulle alture del Golan. Questa è l'ennesima dimostrazione che Israele non combatte per difendere il proprio diritto all'esistenza, né tantomeno per contrastare il terrorismo o l'antisemitismo, ma combatte per espandere il proprio territorio e lo fa a detrimento dei propri vicini, quindi degli arabi. Il Golan fu occupato da Israele nel 67 a seguito della guerra dei 6 giorni e nel 1981, con una legge interna, quindi con un atto unilaterale, Israele decise di annettere al proprio Stato il territorio delle alture del Golan. Ovviamente questa annessione all'epoca non fu riconosciuta da alcun paese a livello internazionale, addirittura il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con la risoluzione 497, stabilì in maniera inequivocabile che l'atto di annessione del Golan da parte di Israele era un atto nullo. Cosa poi diversa è che nel 2019 gli Stati Uniti d'America, unico paese al mondo, decisero di considerare il territorio del Golan come territorio israeliano. Adesso vengono dati degli incentivi, quindi si replica allo stesso modo il modello palestinese, quello che in Palestina si fa da sempre, cioè praticamente Israele paga chiunque volesse andare a abitare queste nuove colonie. In realtà le colonie non sono nuove, ma metterci più abitanti, quindi fare espandere queste colonie sul territorio siriano. Attualmente sono circa 50.000 gli israeliani, divisi tra ebrei e drusi, che abitano il Golan. E mentre il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha detto che sul monte Hermon dovranno stanziare per tutto l'inverno le truppe israeliane, Netanyahu ha detto che vi rimarranno fin tanto ce ne sarà bisogno. Quindi, tradotto in altri termini, vita natural durante. L'occupazione in Siria non finirà mai. E è molto molto chiaro, ancora una volta, che l'obiettivo di Israele non è difendersi, non è difendere il diritto alla propria esistenza, ma quindi in perfetto stile colonialistico è ampliare il proprio territorio, e come sempre si fa questo a detrimento di chi è ai confini, quindi sottraendo, rubando il territorio, in questo caso dei siriani. Lo Stato israeliano si può allargare, e come al solito la retorica è questa: noi combattiamo per paura di essere attaccati. Invece anche un bambino capisce che Israele sta continuando a espandersi lentamente.